La peste dell'economia. Un batterio che colpisce le imprese e dà sintomi inequivocabili. Si produce, si compra, si vende, ma non circola denaro, manca liquidità. Le banche danno un giro di vita al credito e l'infezione finanziaria può diventare letale. In Veneto, però, per la prima volta si prova un antidoto. La Regione istituisce un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il primo stanziamento vale 36 milioni di euro e mira a ridare ossigeno alle aziende in crisi di liquidità. Magari quella liquidità che serve per far fronte a un acquisto di materia prima e poter far fronte a nuovi ordini e quindi continuare a lavorare. E noi entriamo proprio in questo. A far da filtro per l'accesso al fondo sarà Veneto Sviluppo, la società finanziaria partecipata al 51% dalla Regione Veneto e per il restante 49% da 11 gruppi bancari. Le domande dei fondi di rotazione, abbiamo avuto un incremento notevole per quanto riguarda la domanda all'incirca un più 18%, abbiamo fatto 2.500 elaborazioni di domande, di cui come la provincia di Vicenza ne ha fatte 700 e quindi si trova prima in classifica. Per accedere al fondo di garanzia però le imprese dovranno rispondere a certi requisiti. Tra questi Veneto Sviluppo valuterà la patrimonializzazione e la situazione storica. Il problema per le aziende però è riuscire a ottenere i finanziamenti in modo veloce. Questo finanziamento va solo agli investimenti, certo positivo ed è giusto, ma non finanzia il breve che in questo momento è la linea di credito più desiderata dalle imprese. Insomma, per guarire dal batterio della crisi c'è ancora molto da fare, ma questo fondo di garanzia può essere una buona cura per iniziare a stare meglio. Gli strumenti ci sono e invitiamo le nostre imprese a rivolgersi senza problemi a noi.